Va in scena in quella che Lucio Battisti definirebbe una giornata uggiosa, il big match di alta classifica tra la capolista Ampi e la Voltrese, storie diverse per le squadre di Caorsi e Ragni. I biancorossi sognano il ritorno in promozione che manca da tempo immemore, mentre un fresco ricordo per i giallo-blu retrocessi la scorsa stagione. Nel primo tempo, per così dire, prevale la tattica, anzi diciamo pure la noia, eccezione fatta per l'intervento in mischia di Bernini sullo schema Voltrese che libera il tiro bianco e il tiro fuori misura abbondantemente di Vio, il più pericoloso dei partigiani. La seconda frazione sembra proseguire sulla falsa riga dei primi 45 minuti quando l'affondo di Cardillo stoppato da Bernini scuote il match, ma ancora di più lo scuote il cartellino rosso sventolato dal signor Grimaldi a Limonta, che dopo aver subito un fallo da cartellino giallo che viene effettivamente assegnato si lascia però scappare qualche parola di troppo. C'è ancora da fare per il fischietto genovese poco più tardi, quando la Voltrese reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Trocine, ma in questo caso le immagini possono essere chiarificatrici. Il numero 5 dell'Ampi alza la gamba con un colpo che somiglia più al taekwondo che al football, ma il braccio sicuramente non sfiora nemmeno il pallone. Al massimo si poteva pensare a una punizione a 2 in area. Non c'è comunque troppo tempo per discutere. Mincolelli sulla fascia destra, crossa in mezzo, Vio passa alle spalle della retroguardia giallo-blu, colpo di testa, palo, riga e 1-0. Quinto gol stagionale per il classe 98 dell'Ampi, sempre più protagonista in questa categoria. La Voltrese a questo punto si getta in avanti, anche se in 10 uomini sul cross dalla destra di Arcidiacono non arriva per pochissimo malinconico, poi tiro debole, facilmente parato di Moscamora da Bernini. È invece insidiosissimo il colpo di testa di Moscamora sull'assist di Molinari che esce di pochi centimetri, finale thrilling al 25 aprile. All'ultimo secondo Cardillo, la punizione viene parata da Bernini, non bello ma estremamente efficace il triplice fischio di Grimaldi. L'Ampi Casassa vince una partita importantissima e allunga in classifica.